Poi ce la manda qualcuno questa bella foto. Allora, in parte in pillole per la stampa e le televisioni abbiamo già fatto fuori, però vorrei esplicitare un po' meglio il nostro pensiero. Il nostro pensiero non è solo rivolto alle elezioni regionali, a una lista, a un partito. Noi presentiamo di fatto un programma politico per l'Italia e per il Veneto. Cioè c'è una condizione nuova. Spesso nella storia degli uomini in 100 anni si dipanano in 100 anni. Ci sono dei momenti della storia del mondo in cui 100 anni vengono percorsi rapidamente. E questo è uno di quelli, cioè un momento in cui i cambiamenti nel mondo sono molto rapidi. Nessuno di voi avrebbe immaginato che gli Stati Uniti d'America disarticolavano il rapporto del mondo occidentale tra Europa e Stati Uniti. Sta accadendo. Nessuno di voi avrebbe immaginato quello che stiamo vedendo in politica internazionale. Nessuno di voi avrebbe pensato che la globalizzazione avrebbe portato nazioni emergenti, pure emergenti come la Cina e l'India, a diventare i maggiori produttori del mondo e probabilmente, come dicono le statistiche, dal 2035 avremo come potenza economica la prima l'India, la seconda la Cina, la terza gli Stati Uniti. E la Germania sarà al 10° posto. La nostra povera Italia pare che sia al 23esimo. Quindi abbiamo una condizione davvero di grande difficoltà per un'Italia che sta andando in declino. E quando l'Italia va in declino, sono le regioni più importanti che marciano negativamente. Perché una regione come il Veneto, appunto dicevo stamattina all'incontro della Coldiretti, devo dire molto partecipato. Io quando faccio le riunioni, mentre parlano gli altri, ascolto, ma conto i posti. C'erano 1700 persone, conto le file orizzontali, poi conto quelle verticali, faccio la moltiplicazione. C'erano 1700 persone. L'agricoltura, l'agroalimentare veneto è il secondo d'Italia. Si produce 7 miliardi di euro, si esportano 10 miliardi di euro. È una potenza, è un piatto ricco, ma molti ci vogliono ficcare il piede dentro questo piatto. Chi sono quelli che ci vogliono ficcare il piede? Sono le grandi multinazionali, sono quelli che fanno la finanza coi tasti, che magari non hanno mai scavato con la pala o col piccone o lo hanno seminato, non hanno fatto niente. Ma voi pensate, questa è la società dove non l'avete riflettuto mai? Uber sono quelli che hanno le automobili, no? Ma Uber è proprietario di un'automobile? No, usa la vostra automobile. Booking.com, senza Booking.com gli alberghi scompaiono dalle graduatorie e Booking.com si prende il 20%. Ma Booking.com è proprietario di un albergo? No. Ma possiamo andare avanti? Airbnb affittano gli alloggi? Sono proprietari di alberghi? No. E quindi, cioè vedete che c'è una funzione, come dire, che va al di là di quella che è poi il lavoro vero, di quella che è la sostanza della vita. Eppure sono quelli che governano il mondo, la grande finanza, le grandi banche. E allora, se tutto questo è vero, noi dobbiamo difenderci dalla politica, perché si è fatta mettere i piedi in testa. Oggi i politici di oggi sono talmente scadenti. Guardate, io sono convinto di essere tra i più bravi, forse il più bravo. Ma sapete perché? Perché gli altri sono scarsi. Sono molto scarsi. Questo è il problema. Noi abbiamo dei politici che guardano la punta delle loro scarpe. Charles de Gaulle, appunto, lo dicevo fuori, diceva prevedere significa comandare. Cioè non c'è una politica di programmazione in Italia, non c'è una politica industriale, non c'è una politica agricola, non c'è nessuna politica che programmi il futuro, per non parlare poi dei tassi demografici. Non c'è nessuno che ha capito che tra 50 anni l'Italia non c'è più demograficamente. Se continuano ad arrivare milioni di immigrati, finisce, la prima cosa che finisce è lo Stato sociale, cioè le conquiste dei lavoratori del secolo scorso. Pensioni, sanità pubblica, scuola pubblica, trasporti pubblici. Finisce tutto. E quindi non è un problema di accoglienza e integrazione. Se c'è un continente che ha 1 miliardo di persone, 2 miliardi di persone e arriva tutto in Italia, perché è finita, no? Noi vogliamo dare l'Africa agli africani, ci mancherebbe.
Adesso poi faremo una conferenza specifica sul nostro programma perché vogliamo che tutti i nostri candidati siglino il programma. Noi abbiamo detto una cosa importante, l'ho detto anche prima, il nostro slogan è rivolto principalmente a quelli che hanno sfiducia della politica, a quelli che non vanno a votare. E infatti il nostro slogan è faremo quello che diciamo, perché hanno fatto tutti il contrario di quello che dicevano. Volete fare l'elenco? Il Movimento 5 Stelle ha detto delle cose giuste, poi quando è andato lì ha fatto il contrario. Salvini ha detto delle cose giuste, dice ancora delle cose giuste Salvini sulla guerra. Poi però, voi sapete che la Lega ha votato per 11 volte, 10 più 1, la proroga degli armamenti in Ucraina, ma se sei per la pace, anche Vannacci, e sei vice segretario della Lega, adesso ci saranno le sanzioni alla Russia, e se il vice segretario del partito dirà qualcosa, no? O faranno votare a favore. Il tema del vincolo di mandato, lo spiegavo fuori ai giornalisti, è fondamentale. In Italia non esiste il vincolo di mandato, tu ti fai eleggere con una lista, con un partito che dice certe cose, poi tu te ne freghi, il giorno dopo cambi idea, passi su un altro partito, passi su un'altra idea. Con noi no, noi faremo il programma, lo stiamo chiudendo in queste ore, l'avete già ricevuto credo, adesso lo dobbiamo mettere in bella copia perché deve essere bello, tutti i nostri candidati lo firmeranno e firmeranno il vincolo di mandato. Se non stanno dentro quel meccanismo che abbiamo richiesto, se ne devono andare. Il vincolo di mandato è una cosa importante. Faremo quello che diciamo. Poi ci sono le cose per il Veneto, ne anticipo alcune, se no facciamo la prossima conferenza stampa, non venite più. Però ci sarà il ripristino dell'autonomia nei termini del referendum. 2017 è stato fatto un referendum, l'hanno votato a maggioranza, come numero di persone hanno votato, oltre il 57%, ha preso il 98%, quindi c'è una maggioranza assoluta. Ma in Italia siamo abituati ai referendum che vengono smentiti. Quello dell'acqua l'hanno votato a maggioranza assoluta, i comuni di sinistra, di destra, forse fino a più quelli di sinistra, se ne sono ampiamente sbattuti. Allora dobbiamo trovare, se noi diciamo che la politica deve stare sopra l'economia, dobbiamo anche sapere che si deve comportare bene, perché se no la politica non sta sopra l'economia. Oggi la politica sta sotto l'economia. E questo è un po' le cose fondamentali che noi dicevamo. Poi c'è un problema, diciamo, di proposta politica, anche di collocazione. Ma lei è ancora di sinistra? Ma lei è di destra? Oggi la destra e la sinistra non hanno più senso, perché sulle questioni fondamentali, politica estera, politica interna, vincolo esterno, vincolo interno, la destra e la sinistra fanno le stesse cose. Parlavamo degli immigrati. Landini ha fatto il referendum, quello sulle 4 leggi sul lavoro, ma quello anche sull'immigrazione, che era il vero cavallo di Troia. Landini fa quel referendum lì, fa delle leggi che spingono, diciamo così, la sinistra ha fatto delle leggi che spingevano contro i lavoratori, poi il sindacato non ha fatto neanche un'ora di sciopero, o meglio, hanno fatto 4 ore di sciopero sulla legge Fornero. In Francia sono passati da 62 a 64 anni di età pensionabile, hanno fatto una rivolta che è durata mesi e non l'hanno ancora fatta la legge. Vi rendete conto? E invece in Italia siamo passati a 67 anni con 4 ore di sciopero della CGIL, stop. Quindi è chiaro che c'è una responsabilità. La CGIL fa quello, ma introduce il referendum sull'immigrazione. Sarebbero passati 2,5 milioni di immigrati che avrebbero avuto di colpo la cittadinanza italiana. Cioè passavano da 10 anni a 5 anni. 2,5 milioni in più. Ma 2,5 milioni in più poi ci sono i ricongiungimenti, ci sono tutto quello che portano. E quindi è chiaro che sarebbe saltato lo Stato sociale ancora prima. Questa roba è palese, no? Di una scelta scellerata da parte del sindacato. Di Vittorio, la CGIL era il leader, si girano la tomba a pensare a quelle robe. E anche la politica destra-sinistra. La Eli Schlein rappresenta la sinistra stando sul carro del Gay Pride, la sinistra che conoscevo io, c'è anche scritto sul libro che lo trovate lì, e la sinistra che conoscevo io era quella di Berlinguer ai cancelli della Fiat, quindi tutta un'altra cosa. Allora, noi dobbiamo lavorare su questo, ma anche la destra sull'immigrazione fa le stesse cose, perché la Meloni ha parlato di blocco navale, ve lo ricordate, ha preso i voti sul blocco navale. Adesso il governo ha fatto un decreto flussi
per 500.000 di immigrati in 3 anni. Salvini ha fatto un referendum, Landini ha fatto un referendum, Landini ha fatto un referendum che era più propaganda che non realtà, perché sapeva che non ci sarebbe stato il quorum. Ma la Meloni governa. Un decreto flussi di 500.000 di immigrati, 500.000 di immigrati regolari, quanti parenti arrivano? Quanti ne arrivano? E le nostre strutture, le case popolari, i sussidi, i pronti soccorso, la sanità pubblica, come fa? Noi vogliamo l'Africa agli africani, vogliamo che gli africani restino in Africa e vogliamo che l'Occidente non sfrutti l'Africa, perché i grandi eroi dell'Africa, da Thomas Sankara a Patrice Lumumba, gli hanno tagliato le mani, a Agostino Nieto, a Gheddafi, li hanno ammazzati tutti, perché volevano un'Africa indipendente. Oggi in Burkina Faso, in Niger, ci sono dei militari che hanno preso il potere, hanno cacciato i corrotti, li hanno arrestati, hanno nazionalizzato le miniere d'uranio e hanno cacciato i soldati francesi che erano lì a copertura di questo mangia-mangia. Ma in Niger il prodotto interno lordo è migliorato. Se migliora il prodotto interno lordo del Niger, della Burkina Faso, arriveranno meno africani in Italia o ne arriveranno di più? È chiaro che ne arrivano di meno. Allora noi dobbiamo spiegare queste cose, farle capire. Non può più entrare una persona in tutto il nostro paese. E quelli che ci sono entrati disperati e delinquenti, in larga parte. E se ne sono andati laureati. Questo è quello che è successo. Allora, quelli che ci sono, quelli che delinquono fuori dai CHAP, come si dice a Milano, quelli che vogliono restare, restano con integrazione. La Svizzera ha un decalogo molto importante, 12 anni prima di chiedere la cittadinanza. Se chiede la cittadinanza e hai reati nei primi 6 anni, vai di nuovo a casa. Devi conoscere la lingua, devi avere capacità di integrazione, eccetera, eccetera. Ma perché da noi possono fare tutti quello che vogliono? Perché? Perché deve essere così? Questo vale anche per la vicenda, diciamo così, della cultura, delle tradizioni. Io sono un non credente, ho rispetto della religione, ma scusa, ma noi perché dobbiamo andare a distinguere se in Afghanistan si vestono con il velo, in Iran? Ma cosa ce ne frega? Facciano quello che vogliono. Noi andiamo lì a esportare la democrazia per fottergli le risorse, questa è la sostanza. Ma a casa nostra dobbiamo vivere come vogliamo noi. Io una volta, se mi chiedevate, ero contrario al crocifisso nelle aule delle scuole perché c'era la laicità dello Stato. Oggi lo vogliono togliere, mica per la laicità dello Stato, lo vogliono togliere perché i musulmani si offendono. No, perché se voi andate col crocifisso alla Mecca vi fanno un mazzo così o no? Sbaglio? E allora ci deve essere reciprocità, non è che da noi vieni, fai quello che vuoi, togli il crocifisso, ne fanno di tutti i colori e si può fare. Noi non dobbiamo interferire nell'autodeterminazione dei popoli negli altri paesi, ma qua da noi ci deve essere la nostra storia. Tra l'altro dal cristianesimo nasce anche il socialismo, quindi insomma la nostra storia, la nostra tradizione è di una Europa, non l'Unione Europea, l'Europa geopolitica ben diversa. Queste sono le cose che diciamo. E dentro questo, voi capite che stiamo raccontando un nuovo progetto politico per il Veneto, perché il Veneto è il paradigma di questa storia del cambiamento sociale che stiamo vivendo. Il Veneto può essere lo sprofondamento, ma anche la rinascita. Ed è per questo che parliamo di Statuto Veneto, parliamo di Statuto Speciale, di riprendere i temi del referendum sull'autonomia e chiediamo anche norme particolari. Ad esempio, serve un piano di manutenzione del territorio in tutto il Veneto. E come lo finanziamo? Lo fanno gli agricoltori, gliel'ho detto oggi alla Coldiretti. Ma può andare uno che non ha mai preso un badile in mano a fare la manutenzione del territorio? Lo fanno gli agricoltori. Come li paghi? Gli togli l'IMU regionale. L'IMU? Gli togli l'IMU. Fa parte del nostro programma, però sto anticipando troppo, poi la seconda conferenza stampa non viene più nessuno. Noi a quella conferenza stampa lì avremo il programma e avremo tutti i candidati che firmano il vincolo di mandato. Ultima, e poi lascio la parola anche ai nostri 2 interlocutori, alle vostre domande, se ci sono. Ultima cosa importante per i tifosi della collocazione politica, destra e sinistra. Noi abbiamo, lo vedrete poi anche fisicamente, noi abbiamo, prendo 3 candidati a caso. Uno della destra, vera, Antonio Serena. Qua c'è un altro che è in lista con noi, che fa parte sempre di quell'area politica. Proveniente. Ma oggi siamo un'altra cosa. Lucio Perin, leghista doc,
indipendentista veneto, ne ha combinate di tutti i colori. Sta con noi. La Patrizia Caproni, a cui dobbiamo tutta l'organizzazione, lei è una che lavora, adesso è a lavorare, no? Però la Patrizia Caproni arriva dalla sinistra, che è la mia sinistra. Qui siamo tutti assieme, perché siamo una cosa nuova. È un progetto politico nuovo per il terzo millennio. Pace, lavoro, unità tra il ceto medio e la classe lavoratrice, no alla guerra, ruolo pubblico dello Stato, ma incentivante la piccola e media impresa, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani, diritti dei lavoratori. Nel nostro programma, mi devo pizzicare la lingua, se no diciamo tutto, c'è anche l'introduzione del salario minimo regionale per il Veneto. Però insomma, sul programma sarete invitati un'altra volta. Questa è la nostra proposta sulla sanità. Voi sapete che le regioni sono la sanità. La media dei bilanci regionali è dall'80% speso per la salute. Oggi la salute è in declino, lo sapete, lo vedete. Da una parte c'è una sanità pubblica che diventa più inefficace, dall'altra c'è una sanità privata che sta crescendo. In mezzo ci sono 4 milioni di italiani, mi pare 300.000 veneti, che non si curano più, perché non riescono a stare dietro le lungaggini della sanità pubblica e dell'inefficacia, e dall'altra parte non hanno i soldi per andare alla sanità privata. Qui la nostra proposta è l'universalismo della prestazione sanitaria. Le risorse, perché tutte queste robe belle che diciamo devono avere delle risorse, devono avere una tabella di compensazione, perché se non dici dove prendi i soldi si prendono nel non costruire armi per la guerra, trattori, ospedali e non carri armati. Si prendono dai profitti delle banche, 167 miliardi negli ultimi 4 anni, miliardi di euro, sono 10 volte la manovra finanziaria del governo. E il governo di questa manovra finanziaria su 167 miliardi di euro mette 3 miliardi di anticipazione tasse. I più rivoluzionari mettono 5 miliardi di anticipazione tasse. Ma fa ridere. 3 miliardi, 5 miliardi di fronte a 167 di profitti, fa ridere. E le regolate dell'energia, l'ENI e l'Enel, la SNAM, sono tutte Terna, hanno il 50% di profitti in più, in Europa hanno fatto il 20%. Eni e Enel hanno fatto, mi pare, 8 miliardi l'una, 11 miliardi l'altra, in più. E lì si prendono i soldi. Si prendono i soldi per i consumatori, si prendono i soldi per le piccole e medie imprese, con una drastica riduzione dell'energia. Vi ricordate che c'era qualcuno che ha vinto le elezioni dicendo si toglievano le accise? Mi suggerite il nome? No, me lo ricordate, no? Una bionda. Allora, di questo si tratta. Ma lei toglierebbe i finanziamenti alla sanità privata a vantaggio di quella pubblica? Ma questo è un gioco che non funziona. La sanità privata può esserci se non va a detrimento della sanità pubblica. Sono come le scuole private. Chi vuole mandare il figlio a una scuola privata va male. Ma non è che bisogna togliere da una parte per mettere dall'altra. Noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica efficiente e efficace, ma non è che prendiamo i soldi della sanità pubblica togliendoli dalla sanità privata, si arrangino quelli della sanità privata. Prendiamoli dalle armi, dalle banche, dalle grandi multinazionali dell'energia. Facciamo pagare le tasse alle multinazionali. Ma voi pensate che Booking.com sia così necessaria? La Regione Veneto non è capace di fare una piattaforma per gli alberghi? Quanto ci vuole? 10 minuti? 1 ora? 2 ore? Quanto ci vuole? Dov'è questo grande sapere? Per affittare un alloggio, una piattaforma del Veneto pubblica al posto di Airbnb è una cosa così difficile? Pensate che non abbiamo gli informatici per fare una cosa del genere? Vogliamo andare avanti, Uber, eccetera. Cioè, tutte queste multinazionali che stanno nel nostro paese e non pagano le tasse. Lei, Presidente, è attaccato soprattutto in questa campagna elettorale nei social dagli uomini di Resistere Veneto di Solski. C'è un attacco continuo nei suoi confronti. Noi non abbiamo nessuna avversione. Noi non abbiamo nessuna avversione, francamente. Poi, come dire, io non so se nel telefono di questi qua ci sono. Vuole vedere il mio telefono? Io le faccio vedere che ho il numero di Robert Fico, che è il premier della Slovacchia, di Orban, di Alice Weisel, di Sara Wagner, di Mélenchon, di Le Pen. Quindi è chiaro che capisco che c'è qualcuno invidioso di queste robe qua, ma io cosa ci posso fare? Come dire, non lo so, non mi occupo delle piccole cose. Noi vogliamo battere la destra
che non ha mantenuto le promesse, è una sinistra che è completamente, diciamo, venduta, ha tradito i propri ideali. Questi sono i nostri obiettivi, non guardiamo gli altri. Oggi ho sentito che c'è un altro candidato che non si sa se c'è la lista o no. È già definitivamente... Mi spiace perché la democrazia... Bui. Bui è stato escluso per il semplice. Ma cosa risponde a queste accuse che serpeggiano sui social? Lo sa bene anche la Sonia. Non rispondiamo. Ma cosa rispondo? A chi? A cosa? Cioè, sono cose che non ci riguardano neanche. Noi siamo contro la destra e contro la sinistra. Se poi c'è qualcuno che ha invidia per cose, insomma, noi abbiamo una professionalità della politica. L'indipendentismo come si colloca? Molto semplicemente chiediamo, poi parlerà anche Lucio Perini, noi chiediamo che il referendum del 2017 sia ritenuto valido e chiediamo anche uno statuto speciale e richiediamo anche uno statuto speciale. Poi il discorso dell'indipendenza veneta, io faccio questo ragionamento che è un ragionamento sottile ma anche molto efficace. Facciamo così: se questa è l'Italia, pensate che sia un palazzo, un grande palazzo l'Italia, c'è un portone principale per entrare, no? Questa è la sovranità dell'Italia. Se io ho un bell'attico sopra, devo arrivare ad avere l'entrata nel palazzo e poi arrivare all'attico. Se non ho la chiave per entrare nel palazzo, la sovranità, come faccio ad avere l'indipendenza o la sovranità o anche solo l'autonomia del Veneto? Non si può. Quindi noi chiediamo sovranità per l'Italia e in questa fase autonomia del Veneto perché non l'abbiamo vista. Poi i desideri, sai, i desideri di indipendenza sono anche una questione culturale. Probabilmente serve anche un ritorno delle dinamiche della tradizione. Leggevo oggi che a Roma, nella capitale, chiudono il caffè greco, cioè le capitali diventano tutte uguali. C'è una globalizzazione dei negozi. Vai nel centro di Milano, ti bendano, ti riaprono gli occhi e forse pensi di essere a Madrid, a Parigi, è tutto uguale. Noi non vogliamo vogliamo le tradizioni, vogliamo la storia. Il Veneto ha una storia. Oggi mi hanno fatto un manifestino, no? Per parlare della nostra proposta, hanno messo DSP e hanno messo il leone, no? Perché hanno sentito cosa dice che gli piace. Grazie. Perfetto. E le manovre green? Le manovre green. Il green è una grande balla. Lo diciamo senza esitazioni, ma per un motivo. La Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni. 300 milioni di anni fa, quindi vicino a noi, la Terra era una palla gelata. Una palla gelata. 50 milioni di anni fa la Terra aveva 8 gradi più che adesso. Cambiamento climatico, vero? Ma non c'era l'uomo. Quindi il cambiamento climatico su e giù c'è. È dovuto al sole, è dovuto a meccanismi molto complessi. Oggi, 1 milione di anni fa è arrivato l'uomo. L'uomo non cambia il clima. L'uomo fa una roba grave, l'inquinamento. Ma lo sapete voi che l'inquinamento, il 70% dell'inquinamento lo fanno le prime 100 multinazionali? Cioè quelli che hanno fatto l'inquinamento sono gli stessi che ti dicono che c'è il cambiamento climatico e ti vogliono impedire di andare in macchina perché possono andare solo loro, con i loro aerei privati, i loro elicotteri privati, che consumano e inquinano tantissimo, ma tu non devi andare con la tua Panda. Ma vi rendete conto? È una cosa folle. Hanno cambiato la dinamica industriale del nostro paese, ci hanno fatto chiudere le fabbriche, hanno distrutto anche la Germania, hanno distrutto tutto per una teoria stupida. L'inquinamento è un problema ambientale fortissimo, provoca il cancro, provoca un sacco di cose. Noi siamo ambientalisti, i primi ambientalisti, ma non stiamo dietro a queste stupidaggini che ci vengono propinate dal mainstream. Quindi verità e non balla. E poi tutte le manovre del Covid ieri. Noi siamo nel nostro programma, c'è scritto che c'è libertà totale di cura. Se uno si vuole far prendere il vaccino se ne prende 20, se uno non lo vuole far prendere non ci può essere nessun obbligo, non ci può essere nessun Green Pass. Articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, hanno bloccato il lavoro, hanno tolto la libertà del lavoro, è una cosa molto grave. Noi abbiamo finito, chiudiamo qua, va bene. In Francia, scusa, dicevi? In Francia si curano sia con quel farmaco che con naturale. Ma ci deve essere libertà di cura, non è che ci deve essere un obbligo. Anche perché, insomma... Posso dire una cosa? Sì, sì.
Io alle 4 devo andare perché c'è un treno, devo andare a Milano, ritornare. 2 secondi. No, anche per giustificare appunto, perché la domanda, il signore prima ha posto una questione che si legge sui social, che leggo anch'io. Allora, a parte che ho conosciuto Rizzo qualche anno fa, è stata un'occasione un po' così, e ho trovato in Rizzo, che proviene da una certa strada, ok, le stesse idee, le stesse volontà che io ho è uguale. Difatti ci siamo anche confrontati più che su queste tematiche per le prime cose che gli ho chiesto, ma io la penso così, tu come la pensi? Tanto per capire se dobbiamo andare assieme, se dobbiamo sposarci, ci dovrà essere un percorso comune. E ho trovato, anzi a un certo punto gli ho chiesto, ma scusa, non è che ti chiami Lucio Massimo Perin? Perché io mi chiamo Lucio Massimo Perin, il mio vero nome, perché non riuscivo a capire se ero io che mi parlavo di fronte allo specchio, se era questo Marco Rizzo che doveva essere il comunista cattivo fotografato in un certo modo. Tutto quello che è. Io arrivo adesso al discorso che lei ha fatto. Guardi, io sono un vecchio indipendente. Io scriverò un libro sulla mia storia, perché voi magari mi conoscete poco, ma io ho fatto moltissimo per il Veneto in tanti aspetti, ma sono sempre stato dentro la macchina che lavorava, non che si sedeva, che lavoro. Non ho mai avuto, anche perché avevo un lavoro dove mi facevo un mazzo così, ma che stavo bene, guadagnavo bene, ok, e non mi interessava essere seduto qua, anzi mi sono sempre seduto finché il mio politico di riferimento stava seduto e parlava, io attaccavo i manifesti, perché io ho sempre fatto così, non ho mai ritenuto che la politica mi dovesse servire per un qualcosa, e credo di aver sbagliato, perché nel tempo ho scoperto che quelli che pensavo che potevano dare qualcosa alla comunità, perché io credo, sono fermamente convinto che uno che fa politica deve servire il popolo, non deve servire se stesso. E ne ho viste di cotte e di crude, li ripeto, scriverò un libro, voi non potete immaginare cosa salterà fuori, perché dentro ci sono degli aneddoti che voi non immaginate, specialmente nel Veneto. Farò la prefazione. Sì, bene. Allora io intanto volevo partire una precisazione, perché è stato troppo buono prima Rizzo quando ha detto parleremo anche dell'autonomia. No, noi partiremo dal 1998. Lo ricordate questa data? 1998, Giancarlo Galan, di cui io sono un amico, e non mi vergogno a dirlo perché conosco tutta la sua storia, potrei andare io a difenderlo perché so benissimo chi è e come vive attualmente. Se non ci credete vi porto a vedere, è la disperazione, vabbè, una cosa, un fatto un po', una cosa diversa. Comunque nel 1998 Galan, anche perché ogni giorno io gli spingevo in continuazione, ha proposto lo statuto speciale. Vi ricordate come è andata a finire? Qualcuno sa dirmelo? Voti contro di quelli che... Allora, eravamo in maggioranza chiaramente. Sono mancati una quarantina di deputati della Lega e AN, che non era Fratelli d'Italia ma era AN, si è rotta in due. Si formò lo statuto speciale, modello siciliano, dove all'interno c'era quella cosa che se la Sonia Zaia, gestione bancario, Ischei, gestivamo anche quello, non è passato. Se no ad oggi noi saremo con lo statuto speciale modello siciliano, dove io indipendentista mi fermo, perché se io voglio l'indipendenza e credo di aver ragione perché ci sono tutti i documenti che dimostrano eccetera, che potrei essere indipendente, mi posso benissimo fermare, come ha detto prima, gli ha fatto l'esempio della casa, all'interno dove ho il mio statuto speciale, la mia autonomia di gestione, che non è l'autonomia di Zaia, che è un fake. Con questa roba qua non ci sarebbe la guerra in Ucraina. Se gli accordi di Minsk avessero dato al Donbass quel tipo di autonomia, non ci sarebbe stata la guerra. Sì, che è da lì che dobbiamo partire. Poi c'è un altro punto importantissimo che pochi ne parlano: la sovranità alimentare. Qua si parla di sovranità della moneta, ma non si parla mai della sovranità alimentare. Sapete cosa significa? Con questo sistema dove ci hanno tolto gli orti, ci hanno tolto il pollaio, il maiale, che era una tradizione che qui nel territorio non era solo fame, non era solo una riserva per mangiare, eccetera, ma era una tradizione dove le famiglie si riunivano, non si buttava via niente, addirittura il pelo, quel pelo del maiale, si facevano le spazzole, eccetera. Era una cosa culturale e aggregativa. Ci hanno tirato via tutta questa roba. Se domani noi, per caso, volendo, potessimo diventare ancora indipendenti, non dico a livello veneto, ma a livello nazionale,
noi non avremo di che alimentarci, perché ci hanno tolto questo e dobbiamo comprare da questo, da questo, da questo. Capito il discorso? Sicché è importantissimo che oltre ad avere la sovranità monetaria, noi dobbiamo batterci per avere ancora la nostra sovranità alimentare. Dobbiamo costruire, e qui serve moltissimo il discorso degli agricoltori dove loro saranno i primi a essere chiamati in causa. C'è un altro punto importante che Marco dirà la prossima volta, sicuramente sarà tenuto per sé, ma io adesso un po' lo anticipo. La Bolkestein, dove la mettiamo? Il Veneto vive di turismo? O sbaglio? Penso sia la prima azienda, turismo è la prima cosa che abbiamo qui nel Veneto, ma ci hanno fregato la sinistra prima e ci stanno fregando la destra. Io faccio parte di quel mondo, perché ho sempre lavorato nel settore turistico e conosco benissimo la cosa, ma hanno mai pensato di poter raggirare un po' questa legge assurda che è la Bolkestein? Perché se da una parte sembra che si farà il bando, è giusto che tutti concorrono, e tutti i milioni che ci hanno messi qui là delle agenzie che io ci lavoravo, che hanno investito milioni, anche qualche miliardo di lire, eccetera, per rinnovare le spiagge, dove li mettiamo? Li facciamo fallire tutti? Cosa facciamo? Facciamo comprare tutto ai cinesi? Ci troviamo tutti i cinesi e tutti i cinciulà sulla spiaggia a vendere, eccetera? Perché questo succederà, perché chi ha i soldi poi comprerà i pacchetti, non so, Chioggia la compreranno i nigeriani, perché sono forti anche loro, Rosolina Mare compreranno i cinesi, e ci troveremo noi che andremo sulle spiagge di essere serviti a portare soldi a questi, i quali manderanno a casa loro, noi incrementeremo sempre di più la loro richiesta tirando via la nostra. Allora nessuno ha pensato a questa cosa qui della Bolkestein, come raggirare. Io un'idea ce l'ho, perché me la sono fatta tanto tempo fa, ok, di come poter raggirarla, non dico di fregarli del tutto, però raggirarla si può fare. Che anche questo sarà un motivo su cui discutere, e sperando che poi il consenso popolare è quello che conta, perché io dico sempre, io che vengo dal 1980 che combatto per l'indipendenza, 1980 ho conosciuto Bossi, sono stato uno di quelli che ha litigato perché Bossi ha tirato via il simbolo del leone, perché se non so se vi ricordate era arrivato su solo il marciano senza leone, ed è stato messo su mia e altri 4 amici che avevamo richiesta il fatto che il leone andava su, e poi altre storie eccetera, non ultimo i forconi eccetera. Sono quello che è andato a Roma. Se parliamo di Novax, io anche qui ho un primato, ma lo posso dimostrare su quello che dico. Sì, non è che mi vanto di essere un Novax o essere stato il primo o il secondo, eccetera. È che, come ha detto Marco, ognuno è libero, perché è scritto anche la Costituzione che ognuno di noi deve gestire il proprio corpo. Non è che uno mi imponga di vaccinarmi o mi imponga di farmi questo o quell'altro. Che poi, oltretutto, è stato ormai risaputo che non era un vaccino, ma che era un siero sperimentale, perché stiamo dicendo una cazzata quando parliamo di vaccino. Questo è un siero sperimentale a tutti gli effetti. Sicché non è che dobbiamo nasconderci, dobbiamo rimettere le cose a posto. Ci sono tante cose che non funzionano, ma la prima cosa che non funziona è il popolo. È il popolo, perché il popolo deve interessarsi di queste cose, non essere supportato e seguire solo la televisione, seguire solo i media, è quello che dice X, Y. Perché se ora andiamo a vedere, io non ce l'ho con Meloni, anzi ce l'ho con la Meloni, perché non ha mantenuto nulla. Nulla, mi dispiace dirlo, io della sinistra neanche parlo, della SNAI, eccetera, non li cito neanche perché proprio non neanche manco li considero, ma la delusione della Meloni è stata grande, perché in realtà non ha dimostrato, non ha mantenuto un punto del suo programma, anzi ha aumentato tutto quello che c'era da prima, le accise, la tassa sulla televisione, e poi ce l'ho a morte perché ha dichiarato guerra alla Russia. È lei che è la più scatenata di tutte. E lei non si sta accorgendo, secondo me, che è adoperata da poteri molto più forti, perché certe iniziative sue, dell'impeto suo, della voglia di arrivare, la sta portando a esagerare, e ne pagherà le conseguenze, perché secondo me quando si fanno certe dichiarazioni eccetera, poi alla fine sei tu che vieni immolata all'altare, perché qualcuno dietro ti spinge e tu sei quello che va avanti. Diamo la parola anche a scusate, comunque credo di aver già detto. Un'ultima cosa, perché ho scelto Marco Rizzo? Marco Rizzo perché oltre ad essere una persona che la pensa come me, è una persona capace. È inutile votare Tizio solo perché ha una bandiera, ma io credo che Marco Rizzo sia molto più bravo di tanti tizi. Se dobbiamo avere un governatore nel Veneto, deve essere uno che ha le palle così, che ha le conoscenze, se no sei fuori dal giro. Ok? Grazie. Sonia Franzoi, che è la nostra candidata di Venezia. Grazie a tutti. E intanto una delle cose che io volevo dire a livello economico, io parlo un po' sempre di economia,
quindi io ritengo opportuno reintegrare l'articolo 8 bis, perché comunque che era stato tolto da molti per il nostro Veneto, perché una volta, soprattutto il litorale, le imbarcazioni da trasporto passeggeri, da lavoro, non pagavano l'IVA. Ok? Monti distrugge questo, cioè lo distrugge, dice basta, quindi di botto si sono trovati che tutte le imbarcazioni da lavoro, quando dovevano fare le manutenzioni, hanno dovuto pagare l'IVA che non era prevista. Quindi questa era già una cosa speciale che esisteva qui nel Veneto, e soprattutto per quanto riguardava le imbarcazioni lagunari. E quindi è importantissimo, perché in quel periodo famoso cosa è successo poi? Che ci abbiamo rimesso una botta di soldi, stava, perché per immaginare, esatto, è diventata una tassa in più. In più poi, cioè, si sono dovuti anche per un determinato periodo fare manutenzione, diventava un grosso problema, perché comunque tutto l'urina, per esempio, deve passare a un'imbarcazione, e non sono pochi soldi che un proprietario, un armatore deve tirar fuori per far passare le imbarcazioni. Quindi si sono trovati veramente nella disperazione. E nessuno si rende conto di questi piccoli particolari, che sono importantissimi. E quindi questa è una cosa importante da tenere presente e da reintegrare. Sinceramente, molti ci hanno proprio veramente vissuto a livello economico, soprattutto. Certo, a sparire l'attività, poi per non parlare della nautica da diporto, che me l'hanno fatta, cioè proprio Monti ha fatto in modo che andasse tutta in Croazia, cioè con una mancanza di introiti all'erario che poi noi abbiamo dovuto sopportarci il problema, perché ci hanno aumentato le tasse, che sia chiaro, cioè hanno fatto di quelle cose, veramente adesso io dico questo perché a me interessa soprattutto la parte economica. Quindi poi, per quanto riguarda il discorso alimentare, che giustamente, come diceva anche Lucio, è importante perché la nostra agricoltura deve essere il primato, cioè noi dobbiamo avere, e oltretutto è quella più controllata, perché adesso ve ne dico una, faccio un esempio, allora, le nostre aziende che producono veleni vendono i loro veleni all'estero. Noi importiamo i prodotti dall'estero e ce li mettiamo sulla tavola, ma stiamo scherzando? Cioè non è un paradosso questa cosa? Mangiamo veleno, perché ci obbligano a utilizzare, come si dice, l'alimentazione che viene dall'estero, perché ha un costo più basso, giusto? E il frumento quest'anno è andato veramente non si può uscire dall'Europa per questo. Questa è comunque una priorità di ESG. La gente è veramente informata, sa fare gli acquisti giusti e far girare l'economia vera, invece non è informata, deve svegliarsi e prendere informazioni dai professionisti giusti. No, c'è una cosa che bisogna anche ricordare, c'è il discorso del ruolo delle banche che abbiamo oggi, che hai citato prima Marco, no? Ma io lo specifico un po', andare più su quello che è la realtà. Oggi le banche che abbiamo, secondo voi stanno facendo le banche o l'usurai? Benissimo. Allora quello che si può fare, che si deve fare secondo me, è obbligare le banche a tornare a fare le banche, come era una volta, aiutare l'impresa, aiutare l'imprenditore, il giovane che arriva là che ti dice mi servono 20.000 euro per aprire l'azienda. Oggi, vi siete ricordati, oltre del Covid, la strage degli imprenditori? Si è ucciso perfino un maschio. Sapete chi era maschio? È il re del... va bene, se lo conoscete chi è. Sicché, questo per dignità, perché non aveva, gli hanno bloccato i soldi in banca per pagare i dipendenti e lui per dignità si è suicidato. Perché ci sono uomini nati con i cali e le mani che ragionano in questo modo. Capito? Sicché le banche, secondo me, sono quelle che devono tornare a fare le banche, non possono più fare profitti e basta. Bisogna obbligarli, non a caso sullo statuto del 98 c'era la gestione delle banche. Lucio, no, esatto. Lucio, però io dico anche un'altra cosa. Dopo, durante il Covid, giusto? Cioè,
c'è stato comunque il discorso che sai che il medio credito dava la possibilità di avere dei prestiti alle aziende, alle piccole aziende, medie aziende, eccetera. Però anche lo Stato poteva comunque intervenire, perché hanno lasciato la libertà. No, aspetta. Se uno aveva credibilità, li davano. Sì, io sono stato perché fortunato, me li hanno dati, ma a tanta gente non li hanno dati. E mi riferisco specialmente al nostro ministro degli esteri italiani, che oggi mi viene a dire che bisogna avere rispetto delle banche. Quale rispetto? Sai cosa diceva Bertolt Brecht? Non lo sapete? Diceva che è più ladro chi fonda una banca di chi la sfonda. Comunque lo Stato poteva intervenire benissimo su questa cosa, nel senso che privata, sì. Lo Stato poteva intervenire perché, vi dico una cosa, ha lasciato la libertà alle banche di applicare il tasso che volevano. Su questi prestiti erano garantiti al 100% in alcuni casi, in altri casi all'80% dallo Stato italiano. Cioè, allora ragazzi, ci stiamo prendendo in giro, Prego. Se mi permette, le ringrazio. Allora, bisogna ricordarsi... Lui è candidato, con noi. Grazie. E sono molto amico anche di Serena, dal teatro del Dormi, quindi siamo nella stessa frase, veniamo da... E abbiamo capito che ci vuole un taglio di mezzo, come tu Marco hai fatto una cosa geniale, sinceramente. La gente deve capire questo. Torno al discorso, allora, dobbiamo ricordarci, perché poi la memoria è sempre corta, no? Che signor Monti ci ha tassato per sollevare l'MPS. Allora, ragazzi, allora bisogna capire che i politici devono anche fare il loro mestiere per salvare l'economia, non di un'azienda che è la banca, ma delle aziende che sono Banca d'Italia, per far guadagnare e far vivere le famiglie. Ok? Quindi bisogna andare su questi temi qua. Questo è il problema. Poi il discorso che lei faceva, un'altra cosa che ritengo sia importante, l'alimentazione. Dobbiamo capire che il transgenico, 4 laboratori americani ce lo danno, ci danno da mangiare, noi diminuiamo la popolazione, non è solo il fatto che non cresce le nascite non crescono, non riusciamo a farli perché ci danno, se noi siamo quello che mangiamo. Il transgenico produce la pianta, il frutto, ma non... Questo è un discorso molto da approfondire, ci vuole tutta una serata. Certo. Volevo fare un accenno su una cosa. Avete conosciuta la nuova legge che ha proposto la Lega con Salvini, partita da Ostellare della Stefani, che farà un'altra strage? L'avete presente? Allora, sta passando in Parlamento, che praticamente da quando sarà passata, qualsiasi avvocato potrà fare il pignoramento diretto bancario anche della tua casa, perché se tu non hai una bolletta che non hai pagato. È pazzo. Io credo che Salvini sia diventato pazzo, perché lo sapevate, informatevi, ed è partito dalla Stefani, firma firmataria, e da Ostellari di Padova della Lega. Praticamente avremo, non so, quante famiglie abbiamo in sofferenza? Una marea, esatto, che non pagano la multa, che non pagano la bolletta o questo o quell'altro, si troveranno pignorati, sì che state attenti, tirate via tutto, vi ritrovate pignorati il conto in banca in modo diretto. Anche per cifre basse. Sì, sto parlando di questo. Di sei rovinato, avremo una strage di persone che si suicideranno con esatto. Questo qua è diventato veramente, è che lo conosco da Salvini da 40 anni, che persone. Allora, se torniamo questi due a legna, a finire, famo bosco. Ecco.